È giunta l'ora della disputa del match valido per la nona giornata del campionato di Serie B Girone B. Accogliamo con un grande applauso i protagonisti di questo match, i padroni di casa del Team Giorgione e Futsal Giorgione. Il saluto tra i capitani Tilal e Duda e tra poco il saluto delle squadre a tutti presenti qui alla Belvote Arena. Ed eccolo qui il saluto delle squadre a tutti presenti alla Belvote Arena. Ed è arrivato il momento di dare lettura delle formazioni che scenderanno in campo tra pochi istanti. Cominciando dalla formazione ospite Futsal Giorgione con il numero 1 Bernardi, con il 2 Pizzobon, con il 5 Guglietti, con il 7 Nicolati, con il 9 Guidolin, con il 10 Caruso, con il 20 Malosso, con il 21 il capitano Duda, con il 24 Pace, con il 77 Salvetti, con il 96 Titi, con il 98 Gasparetto, in panchina mister Angelo Robson Marani. Occasionissima per il Team Giorgione, 19:39, la magia di Tilal Ayub che lambisce il palo. Andiamo a dare un'occhiata in questo momento agli starting five delle due squadre, mentre c'è il corner battuto dal Team Giorgione e prova la conclusione. Check, attenzione intanto, ribaltamento di fronte per Titi, messo giù da Casagrande, dicevamo per il Team Giorgione tra i pali Villano, centrale Casagrande, poi riconosciamo Baron, Check e naturalmente Tilal Ayub. Diamo uno sguardo anche allo starting five della formazione guidata da mister Angelo Robson Marani, tra i pali Bernardi, centrale il capitano Duda, poi naturalmente il golden boy della formazione biancorossa Salvetti, Jordi Nicolati e Titi, nuovo arrivato dalla formazione guidata da mister Angelo Robson Marani, quest'oggi in maglia verde. Titi arrivato in occasione della terza giornata. Partita casalinga tra Futsal Giorgione e Monastir, il nuovo arrivo numero 96 Titi, subito impatto positivo per la formazione del Futsal Giorgione, in questo momento in avanti con Salvetti, prova la conclusione in sicurezza Giovanni Villano. Tiriamo un attimo il respiro dopo la presentazione live al palazzetto, di nuovo in telecronaca con Tilal che prova l'affondo, fermato in scivolata da Gianluca Salvetti. Prova a ripartire il Team Giorgione con Baron, Casagrande, Check. Ancora sul pallone Check, colpo di tacco verso Niccolò Baron.
avanza Baron, prova il numero, viene fermato da Capitan Duda. Duda, uno degli elementi cardine della formazione castellana, capitano, e alla 7ª stagione con il Futsal Giorgione. Una formazione con alcuni giocatori di esperienza, penso a Guidolin e a Malosso, e tanti giovani di livello assoluto scovati puntualmente da Angelo Robson Marani e dal suo principale collaboratore Ale Mao. Quest'oggi, pensate, in panchina, convocato per la prima volta in Serie B, il giocatore Gabriel Dos Santos Gasparetto, classe 2008. Vedremo se sarà l'esordio assoluto in Serie B per lui. Attenzione intanto sul pallone Nicolati, prova a mettere in mezzo per Duda, intercetta Baron, messo giù Baron, tutto regolare, riparte Tilal, prova a mettere il turbo, viene fermato da Titi. Dicevamo con il numero 96 Bonivais, Dos Santos, Valdinei, detto Titi. La penultima scoperta in ordine cronologico di Angelo Robson Marani, dicevamo arrivato in occasione della terza giornata. Riparte Duda, prova ad andare via Duda, ancora Duda con il destro, occasionissima Futsal Giorgione, il destro di Duda, di poco a lato la conclusione del capitano della formazione castellana. Derby subito vibrante tra la squadra indubbiamente in forma del campionato, Futsal Giorgione, 3 vittorie roboanti negli ultimi 3 match, e dall'altro la capolista Titi con il destro da posizione impossibile, la sua conclusione è larga. Dicevamo un Futsal Giorgione che nei primi match ha un po' faticato, tanti giocatori nuovi da integrare, la squalifica di Salvetti, poi naturalmente con il rientro dalla squalifica dello stesso Salvetti, l'arrivo di Titi, la squadra ha trovato anche una sua amalgama e ha cominciato a girare dopo la sconfitta di Malo. 3 vittorie veramente importanti, con Bubi Merano per 5-2, poi la vittoria in trasferta per 7-0 con il Manzano, ed infine l'ultima vittoria a casalinga, addirittura 9 gol al Naonis. Baron. Tanto riparte il Futsal Giorgione con Titi, lotta con Tilal, ancora Titi, intanto Salvetti a lottare con Casagrande, scontro rude tra Bruno Casagrande e Salvetti. Aiceik sul pallone, Casagrande intercetta Salvetti, ancora i 2 a lottare. Da una parte un giocatore di grande esperienza come Bruno Casagrande, centrale classe 94, dall'altra un laterale classe 2006 che si sta facendo notare in lungo e in largo in Italia. Prova il sinistro Titi, ancora l'intervento da gladiatore di Bruno Casagrande. Dicevamo di Salvetti, nella passata stagione prima squadra col Futsal Giorgione, Under 19, vice campione d'Italia con l'Under 17, nazionale Under 19 ed europei in settembre in Croazia a Porec. Tanto Tilal a lottare con Nicolati, esce il pallone. Di nuovo Tilal alla battuta, si va a vedere intanto, vediamo entrato Bogdan Gumeniuk, riceve il pallone Gumeniuk, arriva Tilal con il destro, Gumeniuk con il sinistro e chiede il tocco di mano Bogdan Gumeniuk. L'acquisto probabilmente di maggior livello della campagna acquisti estiva del Team Giorgione. Tanto alla battuta Baron in mezzo per il sinistro di Gumeniuk, qui svirgola la conclusione Bogdan Gumeniuk, laterale classe 99, 4 reti già all'attivo per lui. I bomber del Team Giorgione sono Aiceik e Tilal con 7 reti. 7 reti hanno nel Futsal Giorgione anche Duda, Pace e Guidolin. Attenzione, pericolo pubblico numero 1
Diego Guidolin, pivot classe 81, che sicuramente vedremo entrare nel corso del match. Giocatore con un curriculum pazzesco, Guidolin, addirittura siamo a quota 658 reti in carriera. A proposito di giocatori di esperienza, abbiamo visto Malossi, ed eccolo Guidolin. Gli lascia il campo proprio Salvetti, attenzione che Guidolin fa veramente paura lì davanti, tanto recupera Titi, prova ad andare via Titi, messo giù da Ayceik, rilevato intervento falloso dal signor Lorenzo Lupori della sezione di Prato. (14:53 al termine del primo tempo). Ora 0-0 qui nella splendida cornice della Belboté Arena di Tombolo tra Team Giorgione e Futsal Giorgione. Ricordiamo il precedente della passata stagione, Futsal Giorgione Corsaro qui alla Belboté Arena per 4-2. In quell'occasione la doppietta di Tilal, ma anche la doppietta di Gianluca Salvetti. Attenzione intanto sul pallone Duda! La botta con il destro sul calcio di punizione di Daniel Duda e passa in vantaggio il Futsal Giorgione. 14:51 al termine del primo tempo, passa in vantaggio la formazione del Futsal Giorgione, mette a segno la rete dell'1-0 il numero 21 Daniel Duda. E dunque è arrivata la rete del vantaggio per il Futsal Giorgione, questa botta con il destro che ha letteralmente ammutolito la Belboté Arena ed anche il sottoscritto che si apprestava a commentare l'azione, zittito letteralmente da Daniel Duda, che dunque al 6° minuto del primo tempo ha portato in vantaggio la formazione castellana. Casagrande per Mufaddal, Gumeniuk, ancora Mufaddal, campo anche Malosso, lo stavamo citando in precedenza prima di essere interrotti dall'ingresso di Guidolin, altro giocatore di grandissima esperienza, Stefano Malosso, capitano storico dello Sporting Altamarca, ha condiviso l'esperienza all'Altamarca anche con Youssef Ayceik, 7 stagioni all'Altamarca per Ayceik, 8 addirittura per Malosso. Numeri importanti per lui con l'Altamarca, 208 presenze, 44 reti, poi 2 stagioni al Monte Futsal per una promozione dalla C2 alla C1. Si riparte, Gumeniuk per Mufaddal, fa buona guardia Daniel Duda, qui non è d'accordo Naim Mufaddal sulla decisione del signor Andrea Callari di Piombino di assegnare la rimessa al Futsal Giorgione. Si appresta a batterla il numero 96 Titi, scambia con Duda, ancora Duda, autore della rete del Futsal Giorgione. Bernardi lungo a cercare Guidolin, colpo di testa, la spizzata di testa di Diego Guidolin. Tanto Ayceik lotta proprio con Duda, va via Ayceik da giocoliere, 2 su di lui, si aggiunge Guidolin, ruba palla Duda, lotta ancora Ayceik, viene servito intanto Guidolin, ma arriva l'intervento del signor Callari di Piombino che rileva intervento falloso ai danni di Ayceik. Rinvio lungo di Villano, non c'è nessuno, abbranca in presa il pallone Filippo Bernardi, estremo difensore classe 2004, Titi sul pallone, si accentra, prova a servire Guidolin, qui riesce ad agganciare in extremis il pallone Guidolin sull'altro fronte, pace, Villano con un piede, mamma mia,
prova ad andare via Gumeniuk, ruba palla Titi con il sinistro, murato da Mufaddal. Che emozioni alla Belbotea Arena. 12:32, dunque si è improvvisamente sbloccato il match alla Belbotea Arena. Calcio di punizione al 6° minuto, battuto da Capitan Daniel Duda, ed 1-0 per la formazione guidata da mister Angelo Robson Marani. Intanto in campo, in posizione di back, di centrale, a dare un po' di respiro proprio a Capitan Duda, Lorenzo Pace, messo giù in questo momento da Mufaddal. Pace, uno dei nuovi acquisti del futsal Giorgione, prelevato dalla formazione della Fenice, dove ha vinto veramente tutto a livello giovanile. Pace lungo, non c'è nessuno. Rientra intanto Salvetti per il futsal Giorgione. Tilal sul pallone per Mufaddal, serve ancora Capitan Tilal, intercetta Guidolin. Ora Tilal sul pallone, interrompe il gioco il signor Callari di Piombino. Si riparte con il futsal Giorgione sul pallone con Stefano Malosso a servire Pace. Salvetti, Guidolin fronteggiato da Casagrande. Questo è un match che abbiamo visto anche nei giorni scorsi, anche a livello di Under 19. Formazione del team Giorgione proprio qui alla Belbotea Arena ha superato per 4 reti a 3, con una rete proprio negli ultimi momenti del match. Il futsal Giorgione, le doppiette, attenzione intanto Guidolin, stop di petto, la conclusione di Guidolin è il miracolo di Villano. Altra occasione per il futsal Giorgione con Guidolin, stop di petto, conclusione, pronto estremo difensore Giovanni Villano. Altro brivido. Torneremo poi a parlare del match tra le formazioni Under 19, commentiamo adesso il calcio d'angolo, la conclusione di Pace, murata da Mufaddal. 4-3 dicevamo tra le formazioni Under 19, il 5 dicembre qui alla Belbotea Arena per il team Giorgione, le doppiette di Mattia Danieli e Gianmarco Massarotto, quest'oggi nei 12 convocati da mister Zanetti, mentre per l'Under Castellana la doppietta di Gabriel Dos Santos Gasparetto, laterale classe 2008. Quest'oggi è la prima convocazione di Angelo Robson Marani. Malosso, tensione, intercetta Tilal, rivido, qui spazza via in sicurezza Bruno Casagrande, rientrato Casagrande da un lungo infortunio, subito a pieno regime. Malosso di testa, intercetta Tilal, dicevamo subito a pieno regime Bruno Casagrande, centrale col vizio del gol, 6 per lui nella passata stagione, quest'anno già in rete. Qui mette in mezzo Malosso, ma spazza via proprio Bruno Casagrande. Prova il destro, Pace, murato da Casagrande, riparte Gumeniuk, prova ad andare via. Ancora Gumeniuk sul pallone, mette fuori Lorenzo Pace. Se ne sta andando la prima metà di questo primo tempo con Tilal Ayub sul pallone, prova il sinistro, Bruno Casagrande, murato da Guidolin. Tilal Ayub, tra l'altro un ex di questo match, giocato nel futsal Giorgione insieme anche a Brian Lima, dunque 2 ex di questo match. Salvetti per Guidolin, riparte Guidolin, ancora lui, bloccato da Casagrande, servito Mufaddal, splendido triangolo con Gumeniuk, recupera palla Titi, riparte Salvetti, attenzione, Salvetti, numero di Salvetti, il nostro di Salvetti, mamma mia che numero di Gianluca Salvetti. È mancata solo la mira finale
per questo classe 2006 che gioca già ad altissimi livelli. Abbiamo ricordato vice campione d'Italia nella passata stagione con la formazione Under 17, sfumato di un nulla il titolo di campione d'Italia Under 17 per il futsal Giorgione, sconfitto solo ai tempi supplementari per 3-2 dalla Roma. Un Salvetti che ormai giocatore di assoluto riferimento per il futsal giovanile. Abbiamo detto ha fatto parte della formazione Under 19 di mister Bellarte agli europei disputati nel mese di settembre in Croazia a Porec. Rientra in campo intanto Youssef Ayceik per il team Giorgione. 9:40. Entriamo nella seconda parte di questo primo tempo, 9:40 con Tilal sul pallone. Quest'oggi dobbiamo dirlo, assenza pesante per il team Giorgione, che di fatto non ha mai giocato a ranghi completi in tutta la stagione. Quest'oggi è assente il bomber Mattia Vettore, pivot classe 99, squalificato per... Attenzione, Salvetti! Il doppio tocco di Salvetti! Il doppio tocco di Salvetti sul primo, l'intervento di Villano e sul secondo non c'è nulla da fare. 9:15, 2-0 futsal Giorgione. 9 minuti e 15 al termine del primo tempo, arriva il raddoppio per il futsal Giorgione, la rete messa a segno dal numero 77 Gianluca Salvetti. Dunque è arrivato anche il raddoppio per il futsal Giorgione, abbiamo parlato a lungo di lui ed è arrivata la sua rete. In una prima occasione ha provato ad intervenire, qui intanto il sinistro di Titi, ha provato ad intervenire Giovanni Villano, ma sulla respinta rapace in area Gianluca Salvetti a raddoppiare. Ancora Salvetti in mezzo per Tugliati, messo giù da Tilal, tutto regolare. Villano a cercare Ayceik, riparte Ayceik, su di lui Titi. Stavamo parlando dell'assenza importantissima e di rilievo per il team Giorgione di bomber Vettore, squalificato a causa della quinta ammonizione rimediata nel match con il Monastir. Mentre Luigi Zanetti si appresta a chiedere il time out. Tumiati lotta con Casagrande. Qui attenzione, scintille in campo, in panchina ringhia Guidolin. E 21, 2-0 futsal Giorgione. Attenzione a Nicolati con il sinistro, Giordi Nicolati, e arriva time out. E intanto arriva time out alla Belbote Arena. e 16 al termine del primo tempo, futsal Giorgione in avanti per 2-0. Le reti di Duda al sesto e di Salvetti all'11°. C'è bisogno di tutto il calore della Belbote Arena per sostenere nel proseguo del match i nostri ragazzi. Facciamoci sentire.
dopo il time out chiamato da mister Luigi Zanetti per provare a ribaltare questo match. Colpo di tacco di Ayçek per Tilal, Tilal il numero, gran numero di Tilal, ci ha messo una pezza Bernardi. Attenzione ancora Tilal a ringhiare, ma Titi riesce a spazzare via. Subito un'occasione dopo il time out per Tilal Ayoub. Tanto Villano sul pallone, cercare Tilal, messo giù da Pace, tutto regolare, a giudizio della direzione arbitrale. Ayçek si destreggia con successo, il pallone per Tilal, servito Baron, attenzione Baron, Tilal, clamorosa occasione sul tandem Baron-Tilal, errore di Tilal Ayoub. A 7 minuti e mezzo dalla fine del primo tempo, occasionissima per il Team Giorgione, tanto riparte Tumiatti, ma interrompe il gioco il signor Lorenzo Lupori della sezione di Prato. Arriva il cartellino giallo per Tilal Ayoub e siamo già a 5 falli, siamo già al quinto fallo Team Giorgione. Salvetti, Duda, Nicolati, a cercare Duda, non riesce ad agganciare il pallone di testa, Capitan Duda. Nazionale rumeno Daniel Duda, ma cresciuto nel Team Giorgione, 7 anni in biancorosso per lui. Gumeniuk, colpo di tacco per Baron, servire Ayçek, fronteggiato da Nicolati. Ayçek, la deviazione di Nicolati, ma Baron in questo momento sul pallone, lotta con Duda, continua il duello, mette fuori Tumiatti. 6:45, mamma mia che occasione per il Futsal Giorgione. Intanto arriva il destro di Bruno Casagrande, che occasione in precedenza con Tilal Ayoub, ghiotta occasione per accorciare le distanze. Indubbiamente la fama di formazione più in forma del campionato per i ragazzi di mister Angelo Robson Marani è confermata. Tumiatti, gran sinistro, intervento di Villano, prova ad andare via Ayçek, ruba palla ancora Tumiatti, qui riesce a mettere fuori Villano. Tanta corsa, tanto dinamismo per la formazione del Futsal Giorgione. Salvetti per Duda, servito Tumiatti, attenzione, 2 su di lui, ancora Tumiatti, arriva Duda con il destro e questa volta manca la mira per Daniel Duda. Mufaddal prova a ripartire, lotta con Duda, ancora Mufaddal, attenzione Mufaddal con il destro, intervento dell'estremo difensore Filippo Bernardi, vice capitano della formazione castellana, pur essendo un 2004. Pensate che è il giocatore con maggior anzianità del Futsal Giorgione, è in biancorosso dalla nascita della società, dal 2013. Duda per Nicolati, in mezzo, recupera con il tacco Gumeniuk, di nuovo Nicolati, ancora una volta in mezzo, manca l'aggancio Tumiatti. Gumeniuk per Casagrande, numero di Gumeniuk, chiede il tocco di mano, non concesso. Nicolati con il sinistro. Attenzione, cartellino giallo per Luigi Zanetti, che giustamente si lamenta con il signor Callari della sezione di Piombino per questo tocco di mano non rilevato. Arriva un cartellino giallo anche per Sebastian Cecchin. Fa valere giustamente le sue
ragioni Gigi Zanetti. Sono 2 tocchi di mano nel match fino a questo momento non rilevati. Lungo Villano a cercare Mufaddal con la spalla addirittura. Lotta con Duda, arriva Salvetti. Tumiatti. Qui mette fuori con grinta e determinazione Bruno Casagrande. 5-22. Duda per Nicolati, fronteggiato da Ayceik. Ancora Nicolati si accentra. Qui fa buona guardia Bruno Casagrande con l'ausilio di Youssef Ayceik. Può ripartire dunque la formazione del team Giorgione. Ancora lungo Villano a cercare Mufaddal. Fa da scudo Daniel Duda. In questo momento riceve il pallone e riparte. Salvetti, Guidolin, servire Salvetti, stop di petto ma recupera Gumeniuk. Di nuovo in campo Tilal Ayub, spazza via Villano. E di nuovo Salvetti. Titi scambia ancora con Salvetti. Duda intercetta Tilal, attenzione ancora Tilal, spazza via Bernardi. Qui la palla rimbalza pericolosamente sul Capitan Duda. Rinvio lungo di Bernardi, troppo lungo per Diego Guidolin. Prova uno scatto da 100 metrista senza successo. Casagrande, Baron per Tilal, Casagrande per Gumeniuk, prova a accelerare il team Giorgione senza successo, recupera palla Titi per Duda. Guidolin fronteggiato da Baron, ancora Guidolin, attenzione si accentra, serve Duda, pericolo il sinistro, viene peraltro deviato in questa occasione da Tilal. Recupera palla Villano, Gumeniuk, Tilal, Baron fronteggiato da Salvetti, lotta Baron, Tilal, 2 su di lui, ultimo tocco Castellano e dunque sul pallone Bruno Casagrande. Gumeniuk, passaggio no look per Tilal, ancora Gumeniuk, Casagrande spazza via in sicurezza Guidolin. Villano lungo su Gumeniuk, si tocca con Guidolin, tutto regolare. Comincia a farsi sentire la pressione del team Giorgione. Gumeniuk, Casagrande, qui intercetta Duda e scivola. 2,56 al termine del primo tempo, ancora in avanti il futsal Giorgione guidato da mister Angelo Robson Marani, che prova la battuta in corsa Bruno Casagrande. Giustamente c'è un pizzico di premura per la formazione guidata da mister Gigi Zanetti nel tentativo di recuperare il doppio passivo. Match tutto sommato equilibrato, ma ha fatto la differenza quel calcio di punizione di Duda al sesto, la magia di Salvetti e il gol mancato da Tilal Ayub nel proseguio del match. Guidolin per Titi, fronteggiato da Gumeniuk. Titi per Salvetti. E qui non si intende con Guidolin, che però lo applaude a scena aperta. Rientra in campo Youssef Ayceik per il team Giorgione, 2,33.
intercetta Guidolin. Dicevamo Guidolin addirittura 658 reti in carriera, le 700 nel mirino. Aiceik fronteggiato da Duda che ruba palla, serve Salvetti, numero di Salvetti con il sinistro, manca la mira a Salvetti, tutto bene, ma manca il tocco finale con il sinistro per Gianluca Salvetti, universale classe 2006, 18 reti nella passata stagione, in questa 4 con la prima squadra. Baron mette il turbo, messo giù da Guidolin, chiede il cartellino giallo Baron. Gumeniuk mette fuori Duda. Aiceik per Baron, fronteggiato da Guidolin. Titi per Guidolin, Duda. Ora Titi a servire Salvetti. Intercetta Baron. Qui c'è l'intervento del signor Callari di Piombino. Si lamenta Titi della chiamata della direzione arbitrale, ma sul pallone ci va Tilal. Baron prova a mettere in mezzo e calcio d'angolo Team Giorgione. Baron per Aiceik con il sinistro, attenzione, riparte Duda, fa buona guardia a Gumeniuk. Qui travolto Giovanni Villano, dolorante Giovanni Villano, aiutato a rialzarsi proprio da Duda. C'è sportività in campo. Aiceik a servire Baron. Sull'altro fronte Gumeniuk, Tilal. Gumeniuk, c'è la deviazione di Bomber Guidolin. Aiceik a servire Baron, manca l'aggancio, 1,23. Questo è l'ultimo match casalingo del 2023. La formazione guidata da mister Luigi Zanetti sarà nuovamente di scena il 23 dicembre, ma in trasferta in quel di Malo, contrapposta alla compagnia Malo. L'appuntamento casalingo sarà nuovamente per il 6 gennaio 2024. Tra l'altro non alla Belboté Arena ma al Palazzetto dello Sport di San Martino di Lupari per la contemporaneità con la Coppa Veneto. Si giocherà il 6 gennaio con il Bubi Merano alle ore 15 a San Martino di Lupari. Attenzione, Aiceik, ancora lui, fa muro, Guidolin. Aiceik, servito Baron, prova il destro, murato da Duda. Intanto riparte Titi, Guidolin, Titi, ancora Aiceik a recuperare palla, Tilal, mamma mia, altra occasione per il Team Giorgione con Tilal Ayub. Qui manca l'aggancio Gumeniuk, 35 secondi.
Titi a servire, Guidolin si gira con il destro, mamma mia Guidolin, che atletismo per il classe 1981, minutaggio anche elevato per lui. Qui intercetta Ayceik, numero di Ayceik, a servire Tilal, ancora Tilal, per Ayceik, attenzione, qui intervento di Titi, mentre intanto il giocatore del team Giorgione a terra è proprio Tilal, prova intanto il destro Gumeniuk con Tilal Ayub intanto a terra. Speriamo naturalmente nulla di grave per lui, tanto il signor Callari di Piombino chiama l'intervento del medico sociale per verificare le condizioni del numero 10 in maglia nera. Ancora a terra in questo momento Tilal, si rialza fortunatamente un po' claudicante e deve lasciare in effetti il campo, speriamo possa riprendersi a pieno regime durante l'intervallo. In campo Naim Mufaddal. Baron con il destro, qui svirgola Baron, ma stava per ingannare Bernardi che si mette una pezza. Non era probabilmente la conclusione voluta da Baron, è stata comunque molto efficace. È riuscito a metterci una pezza Filippo Bernardi. Tanto siamo in chiusura di questo primo tempo con il Futsal Giorgione in avanti per 2-0, prova la conclusione Naim Mufaddal, 2 secondi alla fine di questo primo tempo. Futsal Giorgione in avanti per 2-0, la rete di Duda al 6° minuto, di Salvetti all'11° e dunque vi diamo appuntamento tra pochi minuti per l'inizio della ripresa. E finisce così dunque il primo tempo di questo match valido per la
si riparte con il secondo tempo di questo match valido per la nona giornata del campionato di Serie B, Girone B. Futsal Giorgione in avanti per 2-0 sui padroni di casa del team Giorgione, per effetto delle reti messe a segno dal sesto minuto da Capitan Duda sul calcio di punizione e della rete di Salvetti all'11°. Da un lato la freschezza atletica, il dinamismo, la gran corsa del Futsal Giorgione, dall'altra la tecnica, la classe del team Giorgione, qualche errore di troppo per la squadra guidata da mister Luigi Zanetti. Vedremo se nella ripresa i padroni di casa saranno in grado di accorciare subito le distanze. Tanto recupera palla Tumiatti. Giovanni Villano pronto al rinvio, viene servito Youssef Aycheik. Bruno Casagrande, Naim Mufaddal, recupera palla Titi, Salvetti, eccolo qui il protagonista di questo primo tempo, Gianluca Salvetti, autore della seconda rete per il Futsal Giorgione. Rinvio lungo di Bernardi proprio per Salvetti, prova il colpo di tacco, fa buona guardia Youssef Aycheik. Si appresta alla battuta proprio Gianluca Salvetti per Titi. Prova il sinistro, viene murato da Bruno Casagrande. Ancora Titi alla battuta per Salvetti. Chiama palla Duda, viene invece servito Filippo Bernardi. Salvetti per Tumiatti. Spazza fuori Bruno Casagrande. Ed il signor Andrea Callari di Piombino dice che la palla spetta al Futsal Giorgione. Salvetti, ancora per Titi. E spazza via Casagrande, tanto servito Mufaddal. Lotta Mufaddal, messo giù. 18:36. Se n'è andato il primo minuto e mezzo per il team Giorgione. Casagrande, Aycheik, fronteggiato da Tumiatti. Prova ad andare via Aycheik, si allunga troppo il pallone, fa buona guardia Daniel Duda. Ancora l'ex arzignano Tumiatti in impostazione, rischia qui con Mufaddal. Prova ad andare via comunque Tumiatti in scivolata plastica. Bruno Casagrande. Duda. Salvetti, fronteggiato da Gumeniuk, lungo Salvetti a cercare Tumiatti. Manca l'aggancio di testa. Leonardo Tumiatti, laterale ma all'occorrenza anche centrale, classe 2000. 4 reti per lui in questo campionato. Ancora Tumiatti sul pallone, mette in mezzo e qui ci mette una pezza Villano ad evitare il possibile intervento di Gianluca Salvetti. Riparte Gumeniuk, numero di Gumeniuk, qui lotta con Salvetti. Aycheik, Casagrande fronteggiato da Duda, mette fuori Daniel Duda. 17:40. Va la battuta Casagrande. Aycheik con il sinistro. È alta la sua conclusione. In campo intanto Guidolin per il Futsal Giorgione. Duda. Titi. Qui non si intende con Guidolin. La carica di Diego Guidolin chiama i suoi ragazzi. Guidolin ad un atteggiamento grintoso e dinamico. Intanto fa buona guardia Gianluca Salvetti. Duda, ancora per Salvetti. Titi,
intercetta Gumeniuk, in mezzo Gumeniuk, recupera Titi. Guidolin, attenzione, ancora Icek, prova il sinistro, c'è la deviazione in calcio d'angolo, qui ancora ringhia Guidolin. Richiama i suoi all'ordine in classe 81. Calcio d'angolo battuto da Baron. In mezzo per Gumeniuk. Attenzione alla ripartenza di Salvetti. Per Guidolin, ma arriva l'intervento in scivolata di Casagrande, poi spazza via Giovanni Villano. 16:57, ancora doppio vantaggio per il Futsal Giorgione. Titi per Duda, Bernardi al rinvio lungo, cercare Guidolin che gradisce le intenzioni di Bernardi. Guidolin chiamato indubbiamente per le sue doti di bomber, ma anche per far crescere i ragazzi giovanissimi del Futsal Giorgione, tanti classe 2004, 2006, addirittura convocato un classe 2008, l'abbiamo ricordato in precedenza. Attenzione, prova ad agganciare il pallone senza successo Salvetti. Icek per Baron, attenzione Icek, e qui l'intervento in scivolata di Titi. Pronto alla battuta Nicolò Baron, laterale classe 96, storico capitano della nazionale Under 21. Pronto Baron, mezzo, prova la conclusione Gumeniuk. Tutta la grinta di mister Luigi Zanetti. Energiche le indicazioni ai suoi. Alla battuta Icek, Casagrande con il destro, trova il muro di Duda, ancora Duda si immola sulla conclusione di Bruno Casagrande. Recupera palla Guidolin, prova ad andare via, c'è libero Titi, riceve palla Titi con il sinistro e arriva la rete di Titi, 3-0 Futsal Giorgione. 16:03 al termine del match, arriva la terza rete per il Futsal Giorgione, la mette a segno il numero 96 Titi. Dunque quarto minuto della ripresa, arriva anche la terza rete per il Futsal Giorgione e non ci voleva veramente per la formazione guidata da mister Luigi Zanetti. A questo punto si fa veramente dura la rimonta per il team Giorgione che ha 16 minuti di gioco. Sono tantissimi nel futsal, ma è un Futsal Giorgione che stupisce. Quest'oggi, l'abbiamo detto, era accreditata come la formazione più in forma del campionato dopo le 3 vittorie consecutive con Bumimerano, Manzano e Naonis. Attenzione intanto ad un secondo pallone in campo, occorre interrompere il gioco. Un 5-2 rifilato al Bubbi, un 7-0 al Manzano, un 9-1 al Naonis, ma non si pensava un livello come quello espresso oggi alla Belboté, al cospetto della capolista del campionato. Colpo di tacco di Titi, Guidolin. Indubbiamente proprio l'arrivo di Titi ha cambiato le carte in tavola per i ragazzi guidati da mister Angelo Robson Marani, che nei primi match hanno avuto qualche incertezza di troppo, in particolare 2 sconfitte consecutive. L'arrivo di Titi ha decisamente cambiato la situazione per i castellani. Baron, di prima intenzione per Gumeniuk.
Sul pallone Malosso, nel frattempo tornato in campo per il Futsal Giorgione insieme a Pace. Intervento di Casagrande acrobatico ad evitare il possibile intervento di Diego Guidolin. Pace intanto sul pallone. Bernardi lungo a cercare proprio Guidolin, con i pugni Villano, Nicolati, Guidolin, attenzione a terra Guidolin, arriva il cartellino giallo per Bogdan Gumeniuk, intervento falloso ai danni di Diego Guidolin. C'è grande sportività tra i due. Dunque ammonizione per il laterale ucraino Bogdan Gumeniuk e calcio di punizione. Attenzione perché sul pallone c'è nuovamente Duda. Il match si è sbloccato nel primo tempo proprio con un suo calcio di punizione al 6° minuto. Nei pressi del pallone anche Pace, Lorenzo Pace, uno dei nuovi acquisti del Futsal Giorgione, insieme allo stesso Guidolin, insieme a Malosso, Tumiatti e l'abbiamo ricordato Titi. Rincorsa lunga per Duda. Destro di Duda e il grande intervento di Villano. Grande intervento di Giovanni Villano, 14:39. Calcio d'angolo. Qui sbaglia Guidolin, riparte Baron. Baron fronteggiato da Pace, va giù Baron, si arrabbia. Fatto buona guardia Lorenzo Pace. Malosso. Ancora Pace a cercare Guidolin, troppo lungo il pallone per lui. Aiceik. Su di lui Nicolati, arriva a supporto anche Guidolin, esce il pallone. Minuti 17 secondi al termine del match. Calcio d'angolo Futsal Giorgione, al volo Guidolin, mamma mia, pericolo creato dal Futsal Giorgione. Qui si dispera Guidolin, braccia al cielo. Sarebbe stato un gol pazzesco per lui. Gumeniuk, Casagrande. Qui sbaglia nel frattempo il neo entrato Marco Latorre, laterale classe 2003. Calcio d'angolo battuto da Malosso, ancora al volo di destro in controbalzo di Guidolin che si lamenta, chiede una deviazione, riparte intanto Gumeniuk. Guardate che grinta, pazzesco Guidolin. Sembra un giovanotto di 20 anni, Casagrande lotta ancora una volta con Guidolin. Latorre prova ad andare via, fronteggiato da Guidolin. Baron in pressing Nicolati, Casagrande, Gumeniuk ruba palla a Pace, Malosso, colpo di tacco, Guidolin in mezzo. Nulla di fatto per la formazione del Futsal Giorgione, che non è sazia di questo triplo vantaggio. Gumeniuk, Baron, Latorre,
13:21 al termine del match. Malosso sul pallone per Jordi Nicolati, laterale classe 2001 ex Sporting Altamarca. Ancora Nicolati sul pallone, fronteggiato dalla Torre. Attenzione, intercetta Gumeniuk. Baron messo giù da Malosso, e qui c'è l'intervento del signor Callari della sezione di Piombino a fermare il gioco. Intervento falloso del Futsal Giorgione. Sul pallone la Torre. Ayçek. Baron. Ayçek, attenzione, carica il sinistro, l'intervento di Bernardi. Nicolati perde palla, la recupera Malosso. 12:36. Malosso sul pallone, lungo a cercare Nicolati, riceve palla per Tumiatti. Ancora Tumiatti, prova il destro, murato da Gumeniuk, e spazza via in sicurezza Stefano Malosso. Gumeniuk. Baron per Ayçek, fronteggiato da Pace. Ancora Baron a servire la Torre. Ayçek per Baron. Sull'altro fronte la Torre. Baron. Gumeniuk mette fuori Nicolati. Doppio cambio Futsal Giorgione, rientrano Salvetti e Titi. Ayçek per la Torre, fronteggiato da Pace, prova ad andare via la Torre, prova il sinistro, murato da Lorenzo Pace. Baron. Ayçek con il sinistro, si immola Titi. E attenzione perché Bernardi esce dall'area, e quindi qui arriva l'intervento del signor Callari di Piombino che indica il calcio di punizione. Esce Bernardi dall'area con il pallone tra le mani e riceve il cartellino giallo del signor Callari della sezione di Piombino. Dunque cartellino giallo per Filippo Bernardi, vice capitano della formazione castellana, estremo difensore classe 2004. E calcio di punizione da posizione ghiotta per la formazione della Team Giorgione. 2 sul pallone, Ayçek e Baron. Si allontana un pochino Baron mentre si avvicina Gumeniuk. Confabula un po' Ayçek con Gumeniuk, barriera nutritissima per il Futsal Giorgione. Baron. Ayçek, coniglia a sinistro. Conclusione sballata per Youssef Ayçek, pazzesca la barriera del Futsal Giorgione, praticamente coperta tutta la porta. Salvetti per Titi, qui fa buona guardia alla Torre. Ayçek per la Torre, prova ad andare via la Torre, il tocco di Tumiatti.
ci mette una pezza Leonardo Tumiatti. 11:21, ancora 3-0 Futsal Giorgione. Sempre meno tempo a disposizione per i ragazzi di mister Luigi Zanetti. Ayceik, Baron, ancora Ayceik, fronteggiato da Titi che recupera palla, attenzione, colpo di tacco per Tumiatti, prova ad andare via, qui fa buona guardia Ayceik, può ripartire il team Giorgione, numero di Baron per la torre, fa buona guardia Capitan Daniel Duda. 11:04. Tra poco dovrà sicuramente valutare il quinto di movimento mister Zanetti. Stiamo per entrare nell'ultima parte del match, nell'ultimo quarto di questa partita. Duda, cercare Tumiatti, si gira Tumiatti, Salvetti. Intanto finalmente in campo di nuovo Tilal, era uscito claudicante al termine del primo tempo, sicuramente non al meglio, dovrà stringere i denti in questi ultimi 10 minuti. Salvetti, mamma mia che destro di Gianluca Salvetti, uno scatto felino ed un destro potente che finisce di poco a lato della porta difesa da Giovanni Villano. 10:21 al termine del match. Baron, deviazione di Titi, Casagrande per Ayceik, ancora Ayceik sul pallone contrastato da Salvetti, attenzione, ruba palla a Titi, pericolo, il destro di Titi e il grande intervento di Villano, grande intervento di Giovanni Villano, ma altro pericolo creato dal Futsal Giorgione. Salvetti, attenzione Salvetti, e qui arriva l'intervento con cartellino giallo ai danni di Bruno Casagrande, intervento del signor Lorenzo Lupori della sezione di Prato, cartellino giallo per Bruno Casagrande e attenzione a grandi falcate, Guidolin mette la palla sul dischetto. 9:57. Guidolin sul pallone, Guidolin contro Giovanni Villano. Ad opera di Diego Guidolin. 9:55 al termine del match, arriva la quarta rete per la formazione della Futsal Giorgione, la mette a segno il numero 9 Diego Guidolin. 9:55, Team Giorgione 0, Futsal Giorgione 4, la rete di Diego Guidolin. Dunque notte fonda in questo momento per il Team Giorgione, ammonizione per Bruno Casagrande, è potuto andare alla battuta di conseguenza Diego Guidolin ed è arrivata la quarta rete per la formazione della Futsal Giorgione. Match in salita indubbiamente in questo momento. Casagrande, Baron, Gumeniuk, scivola Gumeniuk, ha rilevato un intervento falloso ai suoi danni, riparte Gumeniuk, tanto in campo con il numero 8 Mattia Danieli, classe 2006, torna in panchina Danieli e siamo arrivati al momento cui accennavamo. Mister Zanetti prova il tutto per tutto con il quinto di movimento. Youssef Ayceik
in maglia gialla, quinto di movimento, 9 minuti per provare ad accorciare le distanze. Ajceik per Casagrande, Gumeniuk, attenzione che intercetta Tumiati, messo giù intanto Baron, messo giù Baron da Tumiati. Il signor Lorenzo Lupoli di Prato non rileva alcunché in questo caso. 8:30. Baron fronteggiato da Duda, rientra Ajceik, Casagrande, attenzione per la torre, l'intervento di Titi, intervento efficace di Titi sulla torre. Baron per Ajceik, Gumeniuk, Ajceik, la torre in mezzo, intercetta il pallone Salvetti. Baron, Casagrande, Baron, Ajceik, la torre, Casagrande, il destro murato da Titi, la torre, ancora Casagrande, deve accelerare il team Giorgione. 7:40. La torre, Gumeniuk, Casagrande, Ajceik, sull'altro fronte ancora Bogdan Gumeniuk, Casagrande, la torre, e qui l'intervento di Bernardi, mette fuori in sicurezza Titi. Non riesce a sfondare il muro castellano il team Giorgione. Ancora Ajceik, Casagrande, Baron, Casagrande chiama la carica intanto dalla panchina mister Luigi Zanetti, chiede ai suoi di accelerare. 7 minuti. Baron con il sinistro intercetta Salvetti, Tumiati, attenzione a Titi, attenzione a Titi per Tumiati, e arriva la quinta rete di Leonardo Tumiati. 6:48. 6:48 al termine del match, arriva la quinta rete per la formazione della Futsal Giorgione, la mette a segno il numero 5 Leonardo Tumiati. 6:48, team Giorgione 0, Futsal Giorgione 5. Dunque è arrivata, ahimè, anche la quinta rete per la formazione del Futsal Giorgione, messa a segno da Leonardo Tumiati. Tanto dalla lunga distanza ci prova anche Duda. Tumiati dunque alla quinta rete stagionale, l'ex arzignano. Torna intanto tra i pali Giovanni Villano, in avanti il Futsal Giorgione con Nicolati. Duda prova l'imbucata per Salvetti, troppo lungo il pallone per lui. Salvetti, l'abbiamo ricordato, nazionale under 19, sono 3 i giocatori del Futsal Giorgione nel giro della nazionale under 19, oltre a Salvetti anche l'estremo difensore Patrick Caon e Daniel Caruso. Caruso tra i 12 quest'oggi di mister Marani, anche se non ancora sceso in campo. Tanti giovani di assoluto livello per mister Marani. Rincorre il pallone senza successo Salvetti.
Riparte il team Giorgione, ancora i Cheik come punto di movimento. Scambiano Casagrande e Gumeniuk. Ai Cheik, La Torre, Baron, Casagrande, ai Cheik, Baron ancora per La Torre, Gumeniuk, Casagrande, Gumeniuk sul pallone, 5:26. Ai Cheik, intercetta Salvetti, attenzione dalla lunghissima distanza, con la testa la spizzata di Baron, calcio d'angolo. Ci ha messo una pezza di testa Niccolò Baron, ci ha provato dalla lunghissima distanza Gianluca Salvetti. 5:19. Calcio d'angolo, futsal Giorgione, servito Salvetti. Duda, Villano, Gumeniuk, La Torre, ancora Gumeniuk, prova ad andare via, la sterzata di Gumeniuk ancora sul pallone. Casagrande, Baron fronteggiato da Guidolin, prova ad andare via Baron, mette fuori in sicurezza Jordi Nicolati. Gumeniuk, a terra Gumeniuk, non viene rilevato alcunché dalla direzione arbitrale. Guidolin per Nicolati, in mezzo non c'è nessuno, arriva Salvetti, prova ad andare via Salvetti, fa buona guardia Gumeniuk, riparte Bogdan Gumeniuk, 2 su di lui. Villano, è qui troppo lungo per Gumeniuk. (4:28). Prova la conclusione con il destro Lorenzo Pace, debole il suo destro. Altro risultato per il momento roboante per la formazione del futsal Giorgione, che, lo ripetiamo, ha dato 5 reti anche al Bubi Merano, 7 al Manzano, 9 al Naonis. Confermata la fama di formazione più tonica del campionato. Attenzione, ai Cheik, riparte con il sinistro, grande intervento di Bernardi sulla conclusione di Youssef Ai Cheik. In ripartenza il sinistro di Ai Cheik e l'intervento di Filippo Bernardi. Bruno Casagrande, attenzione, ha provato il sinistro Danieli. Mattia Danieli, laterale classe 2006, da pochi mesi alle prese con il futsal. Mattia Danieli, che tra l'altro, attenzione intanto, Casagrande con il sinistro trova il muro di Nicolati. (3:45) alla battuta Bruno Casagrande in mezzo, deviazione di Pace. Qui mette fuori Guidolin. 3:40. Casagrande per Ai Cheik, il sinistro potente ma impreciso di Youssef Ai Cheik. Dicevamo di Danieli, classe 2006, laterale della formazione Under 19. Rinvio lunghissimo intanto di Bernardi, doppietta per lui nel match tra Team Giorgione e Futsal Giorgione, disputato qui alla Belbottè Arena tra le due formazioni Under 19. E Mattia Danieli è figlio di Pierpaolo Danieli, ex giocatore della Luparense calcio a 5 alla fine degli anni 90. Pierpaolo Danieli che di fatto ha portato il futsal a Castelfranco Veneto insieme a Roberto Bertolo. Sempre alla fine degli anni 90, figura storica Pierpaolo Danieli. Intanto Guidolin con il destro fa la barba al palo, altra occasionissima per il futsal Giorgione a 3:11.
Dunque Mattia Danieli sulle orme del papà Pierpaolo. Attenzione, Gumeniuk in mezzo per Ayçiçek, ma interviene Titi per Guidolin. Attenzione, Pace con il destro e arriva la sesta rete per la formazione della Futsal Giorgione. 2:51 al termine del match, arriva la sesta rete per la formazione della Futsal Giorgione, mette a segno la rete del 6-0 il numero 24 Lorenzo Pace. Non molla fino all'ultimo secondo il Futsal Giorgione, gioca come fosse il primo secondo di gioco. Gumeniuk, Casagrande, prova a mettere in mezzo, intercetta il pallone Pace, mette fuori in sicurezza. Ancora Casagrande per Ayçiçek, cerca quantomeno la rete della bandiera, formazione del team Giorgione. Intanto va giù Pace, tutto regolare. Tra i pali nel frattempo per la formazione della Futsal Giorgione Alessandro Pozzobon, estremo difensore classe 97, uno dei tre estremi di Angelo Robson Marani. Il terzo è il nazionale under 19 Patrick Caon. Di petto Guidolin, Pace con il destro, grande intervento di Villano, spinge il Futsal Giorgione, l'abbiamo detto, come fosse il primo minuto. Il destro di Malosso, di poco alto sopra la traversa. Intanto in campo Caruso, ne abbiamo parlato in precedenza di Daniel Caruso, convocato con la nazionale under 19. Baron con il destro, qui l'intervento di Alessandro Pozzobon in calcio d'angolo. Caruso convocato per il ritiro di Novarello, nazionale under 19. Riparte Titi, va via Titi, ancora lui in mezzo proprio per Caruso, intervento di Villano. Caruso, pensate, nella passata stagione con la nazionale under 17, titolo di vice campione d'Italia con la formazione under 17 di mister Alemao. Giorgione sconfitto in finale scudetto solo dalla Roma per 3-2 supplementari. Daniel Caruso, autore di, pensate, 65 reti nella passata stagione con la formazione under 17. Danieli in mezzo, intercetta il pallone il numero 98 Gasparetto. Attenzione, altro debutto, Gabriel Dos Santos Gasparetto, classe 2008, un bellissimo debutto per lui alla prima in Serie B, anche lui figlio d'arte. Tanto Pace con il destro, murato da Ayçiçek, è figlio di Anderson Gasparetto, ex giocatore della Lazio, l'abbiamo visto con la Lazio in Serie A. La Torre intanto, Ayçiçek, Baron, e allora accorcia le distanze la formazione del team Giorgione. 39 secondi, mette a segno la rete dell'1-6 numero 7 Nicolò Baron. 39 secondi al termine del match, Nicolò Baron accorcia le distanze per il team Giorgione. Dunque è arrivata la rete della bandiera per la formazione del team Giorgione con Nicolò Baron. Purtroppo magra la consolazione quest'oggi. Ayçiçek per Danieli.
si ferma Baron sconsolato. E finisce così dunque questo match valido per la nona giornata del campionato di Serie B, girone B, dunque un match che si aggiudica la formazione del Futsal Giorgione sul team Giorgione per 6-1, le reti di Baron per il team Giorgione, di Duda, Salvetti, Titi, Guidolin, Tumiatti e Pace per il Futsal Giorgione. A tra poco dunque per le interviste di fine match.
E allora nuovamente in diretta qui dalla splendida cornice della Belbottè Arena di Tombolo, dunque 6-1 per la formazione del Futsal Giorgione sul team Giorgione in questo derby sentitissimo, e siamo in compagnia dell'MVP Belbottè Gianluca Salvetti e naturalmente anche di Gianni Pegorin, che rappresenta quest'oggi il main sponsor Belbottè. Allora, innanzitutto cominciamo così, Gianni. Consegniamo innanzitutto questo premio, questi splendidi shampoo di Belbottè per Gianluca Salvetti. Come sapete quest'anno c'è questo splendido accordo di collaborazione tra Belbottè e Team Giorgione, e Belbottè premia il Man of the Match, l'MVP Gianluca Salvetti, ed è Gianni Pegorin che premia Gianluca Salvetti. Allora, eccolo qui, la stretta di mano tra Gianni Pegorin e Gianluca Salvetti. Gianni, rimani qui con noi che facciamo anche una battuta dopo aver sentito Gianluca. Allora, Gianluca, innanzitutto complimenti, classe 2006, giovanissimo, nazionale Under 19, l'anno scorso vice campione d'Italia con la formazione dell'Under 17. Allora, un tuo giudizio innanzitutto su questa partita di quest'oggi? Siete venuti sul campo della capolista, 6 gol, una prestazione incredibile. Grazie mille. Sapevamo che era una partita difficile, però abbiamo allenato bene in settimana, sapevamo cosa fare e è andata bene anche, siamo riusciti, quando siamo arrivati là davanti siamo riusciti a segnare, per questo è finita così. Senti, dove può arrivare questa formazione del Futsal Giorgione? Siete partiti un po' così nelle prime partite, 2 sconfitte, c'eri anche tu assente per squalifica, poi insomma sei rientrato, è arrivato Titi, la situazione è svoltata e a questo punto dove potete arrivare? Insomma, è un Futsal Giorgione che può puntare anche alla vetta del campionato. Sì, all'inizio eravamo con un po' di mancanze, eravamo senza 5-6 giocatori, però dopo che ci siamo rientrati, ci siamo messi bene assieme in campo, possiamo puntare alto, stiamo vedendo che siamo già a 4 partite di fila in vittoria, quindi io vedo la squadra bene e penso che possiamo arrivare là sopra alla fine del campionato. Senti, invece gli obiettivi di Gianluca Salvetti, abbiamo detto nazionale Under 19, dove puoi arrivare a questo punto? Insomma, il tuo obiettivo è giocare nel nazionale maggiore a questo punto. Giusto. Adesso inizio di un nuovo ciclo, 2006-2007, quindi speriamo di fare bene la preparazione per la qualificazione europeo, provare a qualificarsi, dopo giocare l'europeo e magari anche una convocazione nella nazionale maggiore. Senti, per tutti questi risultati chi dobbiamo ringraziare? Un suggerimento, insomma, per tutti questi grandi risultati, poi lo sentiremo. Al mister, agli staff e anche tutta la squadra, siamo un gruppo chiuso, un bel gruppo e per questo stiamo andando avanti. Ringraziamo Gianluca Salvetti, veramente tanti complimenti, in bocca al lupo per il proseguo della stagione, MVP Belbottè, eccolo qui, grazie Gianluca. Tra poco ascolteremo anche Angelo Robson Marani. Gianni, vieni pure qui Gianni, insomma una bella collaborazione quest'anno, no? Un palazzetto che prende il nome di Belbottè, probabilmente uno dei più bei palazzetti d'Italia, e poi questa bella collaborazione sembra di tornare indietro ai tempi di Alter Ego, insomma, no? Un bellissimo abbinamento questo. Sei soddisfatto di come sta andando finora, della visibilità insomma che stiamo dando a Belbottè? Sì, decisamente, stiamo ripartendo come ai vecchi tempi, la visibilità è bellissima, abbiamo fatto un palazzetto veramente bello. Adesso con la squadra ci sono tante opportunità, oggi abbiamo avuto una battuta d'arresto, ci sta l'emozione e lo stress che c'è per un derby, può dare questi risultati, oggi è andata così, comunque dai, insomma, cerchiamo di mantenere l'alto della classifica e andare avanti, il campionato è ancora lungo. Team Giorgione, l'hai detto, il campionato è ancora lungo, rimane ancora lì davanti, e insomma gli obiettivi sono quelli di salire di categoria. Team Giorgione insieme a Belbottè anche in categorie superiori, a questo punto ti strappo una piccola promessa anche per il futuro. Sì, dai, diciamo che quando si prende una strada bisogna perseguire per un po' di tempo, e quindi sicuramente il nostro obiettivo è quello di supportare la squadra per qualche anno e sicuramente insomma adesso dobbiamo dare un po' di carica, ma siamo contenti, dai, anche noi ci crediamo. Grazie mille a Gianni Pegorin, grazie, veramente complimenti per la tua attività da sempre a supporto dello sport e dei giovani. A proposito di giovani, adesso arriva qui il re dei giovani, grazie mille Gianni e alla prossima. Chiamiamo Angelo Robson Marani e qui insomma questi due signori si sono conosciuti. Vieni Angelo, il bello della diretta. Ciao Gianni, grazie mille. Allora Robson, insomma, una grande storia la tua,
partita nel 1967, sei arrivato in Italia nel 2005, sei stato nazionale brasiliano, hai allenato ad altissimi livelli i giovani, Marca, poi Luparense. Nel 2013 nasce il Futsal Giorgione, dal 2020 in Serie B e adesso la Serie B la stai disputando ad altissimi livelli. Oggi una prestazione stellare, si parlava della Futsal Giorgione come la squadra più in forma e oggi l'ha dimostrato. Guarda, è merito dei ragazzi che allenamento dopo allenamento stanno cercando di migliorare, sono arrivati veramente determinati a fare questa partita. Era un derby, c'è sempre una motivazione interna, è naturale, no? E veramente sono contentissimo della prestazione perché quello che stiamo lavorando si vede in campo e quindi fa solo piacere a me come allenatore, ai miei compagni di staff e anche ai ragazzi che giocano. Senti, a tratti è sembrato ingiocabile il Futsal Giorgione, freschezza, dinamismo, l'esperienza di Guidolin al servizio dei più giovani, qual è la chiave di questo successo? Questo lavoro in realtà è iniziato 4 anni fa quando siamo arrivati in Serie B. Ragazzi come Duda, come Filippo Bernardi ad esempio ha fatto l'esordio a 16 anni, Gianluca ha fatto a 16 anni, oggi non avevamo De Pieri che è uno che è frequente in campo ma per motivo personale non c'era, quindi anche lui esordia a 16 anni in Serie B, quindi questo è il 4º anno di Serie B, i nostri ragazzi formati nel settore giovanile finalmente sono riusciti a acquisire quella esperienza giusta, l'inserimento dei ragazzi mirati quest'anno con la società, con il mio lavoro, con il lavoro di Walter Gallina, di Nicola Bernardi e altri dirigenti, siamo riusciti a portare proprio i giocatori giusti che noi aspettavamo e che secondo noi mancavano al gruppo e piano piano adesso dentro il campo stiamo vedendo una squadra che non solo sta vincendo ma sta anche dimostrando un bel calcio a 5 che è quello che mi fa tanto piacere. E poi è un po' una famiglia, no? Il Futsal Giorgione, perché altrimenti non saresti riuscito a trattenere Salvetti, no? Tutti te lo chiedevano, insomma è rimasto qua, quindi è un po' una famiglia. Tu e Alemao come avete fatto a trattenerlo? È vero, fa anche piacere quando abbiamo un giocatore che tutta l'Italia lo vuole, no? Squadre di Serie A, squadre di Serie A2, molti sono venuti, ma proprio la famiglia ha detto no, noi vogliamo che Gianluca ancora faccia delle esperienze. Gianluca molto convinto, quando abbiamo chiamato Gianluca per parlare, no, io voglio rimanere nella Futsal Giorgione, quindi fa molto piacere a noi vedere che questi ragazzi, abbiamo per dire un Duda 8 anni che gioca con noi, Filippo ho iniziato a allenare quando avevo 6 anni di età, oggi ha 20-21, quindi è ovvio che fa piacere, ma anche loro, speriamo che loro facciano, no? Il percorso loro con altre squadre di alto livello, oppure se noi nel tempo non riusciamo a arrivare farebbe anche piacere a Castelfranco. Senti, le prossime partite con Isola 5 e Futsal Atesina per arrivare dove, Robson, a questo punto? Guarda, noi abbiamo sofferto molto nelle prime 5 giornate e abbiamo messo in testa che è solo il lavoro che poteva cambiare. Quindi noi continueremo a lavorare per fare meglio del nostro, rispettando sempre gli avversari. Sappiamo che ci sono tanti avversari di qualità, giocatori di alto livello e anche l'Isola, noi sappiamo del potenziale. E quindi dobbiamo prepararsi bene perché questa partita è già finita, dobbiamo pensare nella prossima e con serietà arriveremo al palazzetto di San Martino di Lupari settimana prossima alle ore 16 per questa partita molto importante. Senti Robson, in conclusione un giudizio sul team Giorgione, insomma una partita a tuo giudizio sfortunata, è una squadra che potrà lottare fino alla fine per il primo posto in classifica per quanto visto quest'oggi ma anche per il resto del campionato? Non ho nessun dubbio, anzi è una squadra, non so i risultati ancora ma può darsi che continua come primo in classifica, io non ho visto i risultati, quindi se loro erano primo posto certamente hanno tanto potenziale ma hanno dimostrato anche oggi. Poi ogni partita è una storia e oggi è andata bene a noi e le cose vanno così. Certamente è una squadra con potenziale, di sicuro continuerà il percorso con altre vittorie e questo fa bene anche allo sport della nostra zona qui, tra Castelfranco e San Martino e Tombolo. Bene, allora siamo in chiusura, rimani con noi Robson per i saluti finali. Dunque il Futsal Giorgione ha vinto il derby biancorosso per 6-1 sulla formazione capolista del
Team Giorgione. Allora intanto salutiamo il mitico Fabio Vella che ci guarda da dietro le telecamere, e allora l'appuntamento per il Team Giorgione di mister Luigi Zanetti sarà nuovamente per il 23 dicembre, trasferta in quel di Malo con la compagnia, mentre l'appuntamento casalingo sarà per il 2024, 6 gennaio, non qui alla Belbottè Arena per la contemporaneità con la Coppa Veneto, ma al Palazzetto dello Sport di San Martino di Lupari, 6 gennaio, eccezionalmente alle ore 15 per il match Team Giorgione Real Bubi Merano. Un saluto a tutti e alla prossima, grazie e in bocca al lupo per il proseguo del campionato. Ad Angelo Robson Marani.